Bella raga, c'è tutto il comandone veneziano, dai fioi che si riparte con il Pro Cycling, sembra la Coppa Coppie Bartali, settimana internazionale Coppie Bartali, abbiamo questo buon giro. Allora, le prime due tappe direi di simularle, questa è pianura e la cronometro a squadre, poi abbiamo la collina, la gatte, ok scusate, e la Zola Pedrosa piana di Mocogni, e poi l'ultima è una gara, una cronometro individuale. Ok, allora vediamo le prime due gare come vanno. Quelle in pianura su questi tipi di gare le simuliamo ragazzi, invece nei grandi giri no chiaramente. Vediamo, ok, perfetto. Vediamo la cronometro a squadre come va. Diciamo che il picco di forma è andato chiaramente, ok, simulazione rapidissima, voglio veneziano, maglia gialla. Sì, però vinciamo noi, Rumak, Josip, grande, passista, perfetto, globale, siamo terzi, benissimo, meglio di così non poteva andare ragazzi, bravi, bravi, bravi. Proprio la cronometro a squadre ragazzi sono una pippa leggendaria. Adesso abbiamo la tappa 3 che è una tappa collinare. Mamma mia, tappa bus. È più un circuito però. Gara molto poco favorevole purtroppo. Ragazzi, purtroppo ho perso il contatto del gruppo principale. È andata molto molto male. Dopo sono crollato a metà tappa. Le tappe, c'è niente da fare. Le tappe eh, con percorsi così proprio non le azzecco mai, non c'è niente da fare. Probabilmente sto giro è già andato, eh. Che miseria. We're into the last 5 kilometers. Stiamo provando a recuperare qualcosa, ma la vedo alquanto dura. Andiamo a scattare un po'. Ma i primi 4 hanno 1 minuto e 57 di vantaggio, ragazzi. Cioè. Vediamo se riesco a recuperare qualcosa, ma la vedo molto, molto grigia. Eccoli là. And they're off. It's going to be very fast. Purtroppo è andata così. That's just fantastic. He really was the strongest in the leading group. Male, male, male. Grande Simon Yates che probabilmente vincerà. Io perdo anche lo sprint con The race Ballerini. is run, but the poor Sesti. souls bringing up the rear continue to cross the line. It's a Brutta bit of a brutta knock gara, for the morale. veramente bruttissima. Ho proprio perso come un pirla, sono creati tanti gruppetti, ho perso quello principale. Dopo le grandi imprese di inizio stagione, brutta brutta battuta d'arresto, mi dispiace perché sarà molto difficile portare a casa il podio. And here are the race highlights that we've selected for I you. risultati. Globale siamo quarti a 1 minuto e 33, in realtà siamo ancora a quarti, quindi vicini al podio, però ho paura che sarà quasi impossibile vincere questo giro. La classifica ok, però l'interesse della classifica giovani, bene, questo mi fa piacere. Prossima tappa, dovrebbe essere la tappa se non erro, quella cazzuta, vediamo. Nuovo giorno. Eccola qua, mamma mia ragazzi, questa è veramente impegnativa. Speriamo speriamo, qua dobbiamo fare un gran risultato, vediamo se riusciamo a recuperare lo svantaggio. Ok ragazzi, mancano 12 km, 13 scusate. E adesso dobbiamo cominciare a capire cosa fare.
10 kilometers to the finish line. 10 km. Dobbiamo stare tranquilli adesso, cercare di scattare nel momento giusto. L'obiettivo è terzi di tappa. We've just learned of a fall. Let's hope that all riders will get up quickly. Vendrame vuole portarmi su. Vendrame vuole portarmi su. Grande Vendrame. Show di Vendrame. And he spurts away from the group. He's going for victory. Vuole fare lo show Vendrame? Siamo ma i primi? 1 minuto e 2, ammazza, oh. Devo cominciare a scattare, qua. The riders are in a portion above 10%. E Ardit prova. Ardit prova ad andare, dai Kume. Another Dai attack. Kume. This time it could go all the way. Veneziano ci There are prova. just 5 kilometers left. Ok. E ci portiamo Ricosta e Ghirik. Falling behind. A team But leader he's is falling falling behind. Dai Veneziano, spingi, cazzo. Ardit se li sta portando tutti su. E prova un altro scattino Ardit, ne prova un altro. Ne prova un altro. Attack with the finishing line within reach. Non riesce a scrollarsi gli altri però. Se li sta prendendo tutti Veneziano. Se li sta pigliando tutti. Ma non molla Ricosta, Martinez, non molla nessuno purtroppo. Attacca Martinez, deve rispondere And off he Veneziano. goes. He's giving it one last go. Deve rispondere Veneziano, ma fa fatica. Mamma mia ragazzi. Forse Martinez è più in forma. Ce la fa più il Kume, non ce la fa più. Niente da fare And the final purtroppo. sprint is off. Who's going to be the first to the line today? De Marchi. Osorio Martinez. He snatched victory in that Vince De mass Marchi. sprint finish. He can thank Martinez, his teammates Ardit who led quarto, him out in porca perfect conditions. puttana, perde We're l'obiettivo waiting di for the tappa. backmarkers who appear to be fairly numerous in this difficult race. Yates più indietro, vediamo se recuperiamo qualcosa però. Abbiamo ancora la cronometro, ragazzi, che siamo forti a cronometro. Peccato, perdo il podio per pochissimo. Ci vorrebbe la squalifica per doping, però sarebbe, penso, la goccia di rugiada perfetta. La goccia di rugiada in un mare meraviglioso. O in un mare di merda. Now for the race highlights. Ok, vediamo. Nella globale siamo terzi a 1,43 da De Marchi. Fede Marchi scatenato, cazzo. Beh, 74, bravo, bravo, bravo. Però abbiamo blindato il terzo posto e questo mi va bene. Mediocre, però primi giovani, quindi ok. Adesso vediamo la prova a cronometro. Però recuperare 1 minuto e 43 mi sembra difficile, poi comunque siamo terzi, quindi abbiamo anche l'altro, adesso vediamo. Vediamo a livello prestazionale se sono forti i miei avversari. A cronometro. Ma non abbiamo tante chance, lo dico tranquillamente purtroppo. Allora. Ma non posso vedere... Boh. Vabbè, andiamo ragazzi. Vai ragazzi, pronti a spaccare tutto. Abbiamo 79 a cronometro, pianura 66, quindi potremmo alzare già un po' le frequenze. Dai Kuma, tu puoi tutto, sei il piccolo Kuma. E adesso siamo soli contro tutti. Vediamo il primo intertempo.
tutta pianura, questo diciamo non ci aiuta, se fosse stata in montagna o a collina sarebbe stato meglio, però stiamo attenti. Primo intertempo, The intermediate time check shows him just secondi, behind, but he's not out of it yet. siamo secondi al primo intertempo, non bene. Pausa un attimo perché sennò moriamo e dopo diamo tutto negli ultimi 2 chilometri. Tre chilometri alla fine. Due chilometri, possiamo alzare i giri del motore. Vai Cume, 1 chilometro, final chilometro. Vai. Chiudiamo. Yes, Primi. he's just recorded the best provisional time. Non se riusciamo almeno a vincere la tappa. De Marchi l'ho già visto. Purtroppo perde poco, 32 secondi. Nella globale arriviamo secondi a 1 minuto e 10. Ma va bene anche il secondo posto. Ci siamo fatti la vittoria, classifica generale è praticamente soddisfatto, molto buono, che spocciami. Very good. Tutti contenti. Peccato, abbiamo fatto una vittoria però. Adesso abbiamo il Giro di Sicilia. Ok ragazzi, Giro di Sicilia, prima tappa. Che bello il logo. Prima tappa tranquilla e poi per tutte le altre, fiori. Ci facciamo anche questo, mamma mia. Ce la ricordiamo questa, madonna. Vabbè. Allora, prima la simuliamo. Ok. E già la seconda comincia a essere impegnativa. Ma stranissima perché tutta dopo però arriveremo, non è una tappa per me, ma speriamo bene. Ragazzi, problemi ogni tanto succede, mi crasha questa tappa, la devo simularla, mi dispiace, ma ho fatto 2 volte non me la carica, a volte purtroppo succede. Arriviamo ottavi. Nella globale siamo così. Aspetta, no. Siamo ottavi. Per fortuna non abbiamo perso niente, dai, siamo a 33 secondi, però mi girano un po' i maroni sinceramente. Purtroppo sono i piccoli bug che ogni tanto apro Cycling, ma ci possono anche stare. Vabbè, questa qua speriamo non dovrebbe darci problemi, spero. Ok ragazzi, siamo qua e abbiamo perso comunque molte energie, perché abbiamo perso un po' il gruppo nella fase iniziale della scalata. Non è facile ragazzi, lo sapete. Dobbiamo recuperare il più velocemente possibile, anche se diciamo è più collina l'ultima parte, quindi non è proprio 15 kilometers remaining. congeniale a noi. L'obiettivo qual è? Finisci tra i primi 3 oh, vuole sempre tra i primi 3, che spazio. Siamo a Ragusa. Dobbiamo arrivare a Ragusa, scusate. Importante rimanere sempre competitivi e fare punti per migliorare le abilità. Qualcuno mi ha consigliato anche di non arrivare più di 82 in montagna, però è anche vero ragazzi che cioè, il gioco è duro, quindi non è che possiamo permettere, cioè, anche se abbiamo qualche parametro in più, il computer sa sempre come fregarti purtroppo. Ok, stiamo attenti perché ancora un po' di discesa.
Falling behind. Ok, il pelotone è il completo. Con me è rimasto Rivera, grande Rivera. The riders are entering the last 5 kilometers of the stage. Manca poco, raga, manca molto poco. And off he goes. He's giving it one last go. Vedi come perdo, anche se non si vede che non sono le mie tappe queste. Devo partire prima se voglio avere qualche chance. There goes the sprint. The strongmen are giving their all. Vai, sì, ciao. Ciao Beppe. Great stuff. Vince il Galopin. Really paid off, and their sprinter brings home the bacon. Sono scarso negli arrivi in volata. Arriviamo in ottavi. Va bene. Ottavo posto. Kevin Rivera 19esimo, bravo Kevin, me lo godo Kevin. Per noi sarà duretta, dobbiamo vedere l'ultima tappa con l'arrivo in super salita. No, gara un po' sottotono questa, avevo capito subito all'inizio della salita che sarebbe stata positiva. Vince Galopin. Noi adesso siamo ottavi. Siamo ancora vicini, per carità, però è dura, infatti. Non è soddisfatto. Ok, quarta tappa. Ultima tappa con arrivo in salitona, 129 km, dove dobbiamo dimostrare che siamo ancora i più grandi. Ok. Ultimi chilometri e non siamo messi bene purtroppo. Però attaccare adesso è da pazzi secondo me. Troppo presto, non ho le possibilità secondo me. Pendenze basse adesso chiaramente. Sono senza acqua anche, puttana miseria. Ma non posso prendere, ma porca, adesso vedo. Ecco perché sono così in difficoltà. Proviamoci, c'è nulla da perdere. Proviamoci. Veneziano prova a scappare. Il Cume prova a scappare. Il Cume ci prova. A raggio e Ficara. Ho preso 22 secondi, ma sarà durissima. L'acqua non la posso neanche più prendere. Deve provare un altro scatto veneziano. Ma è già stanco, è già molto stanco. Sono tutti qua. Martinez è qua che mi segue. Sul Cume deve riprendere fiato assolutamente. Abbiamo 24 secondi sul gruppo, sul primo gruppo che ci insegue. Mancano 5 km. Il Cume prova un altro scattino. Veneziano prova un altro scattino, recupera subito. Questo può essere quello buono, speriamo. Questo può essere quello buono, speriamo. Vediamo se abbiamo fatto le cose giuste. Non se l'aspettavano gli altri ragazzi, non se l'aspettavano. Non se l'aspettavano. E stiamo guadagnando. Ma manca ancora tanto. Martinez non se lo aspettava questo. Abbiamo un minuto di vantaggio ragazzi.
Massacrati sull'Etna, signori, massacrati sull'Etna. Che dominio, ragazzi, che inizio di stagione, mamma. Siamo ad aprile e ancora il Cume dice la sua, raga. E manca un fottutissimo chilometro. Watch out, a team leader is falling behind. Massacrati, massacrati. Loro non verranno qua per fare le grandi imprese perché hanno altri obiettivi più importanti. Ma signori, in Continental Pro c'è Veneziano. Splendid solo win and Yes, a well-deserved one. vittoria micidiale. Vittoria veramente micidiale. Ci portiamo a casa anche il Giro di Sicilia. The tailenders are still coming in. Che forse è che è il secondo anno che ce lo prendiamo. Forse vediamo nell'Albodoro. Se c'è anche l'Albodoro delle gare piccole, vediamo. Vaffancuore. L'obiettivo è arrivare a livello 13 per poter fare il prossimo anno, cominciare a fare i giri, che non vinceremo, però la vedo molto dura. Dopo una settimana a Coppa e Bartali un po' così, è arrivata una grande affermazione, io vado bene sulle tappe con l'arrivo in salita grosso di scalate. Se c'è una scalata lunga alla fine è una sentenza per il Kuma. Veramente sentenza cumendiana. Ci arrivano anche gli altri. And here are a few of the key moments. Guardatelo, bellissimo, bello come il sole, di notte. Yes. E si gode. Tappa e maglia per Veneziano. Yes. Guarda quanti bei punti, mamma mia. Manager è felice. Sto veramente... 16 vittorie in totale. Giro di Sicilia. Vedi, non c'è però. Vediamo sul calendario, non è più come una volta. Una volta vedevi anche le... Una volta avevi anche di queste. Mentre adesso non c'è più di quelle piccole, diciamo. Vediamo un attimo. Risultati. Archivi. Forse su archivi? Cos'è un 2.1 questo? Giro di Sicilia. Eccolo qua. 2019 veneziano, 2020 veneziano. 2 anni consecutivi. Il 2020 ha vinto anche montagna, giovani. La montagna no invece, però che esploso, ragazzi. Che cume, che cume, che cume. Allora, andiamo su calendar. Il calendario ci darà il Tour of the Alps. Questo è un 2HC, raga. Che sporo. Ciao. Qua abbiamo Austria e Trentino. Questa è bella, ragazzi. Questa è anche è una 2HC, quindi è più importante. Io ho fatto la... Aspetta un attimo. No, allenamento. Diciamo, non sarà semplice, raga, non sarà semplice, perché adesso forse abbiamo un picco di merda, tu lo fai, vabbè dai coglioni, la stanchezza aumenta. Vediamo se facciamo riposo. No, piuttosto vediamo così. Vabbè, ci siamo, possiamo farlo così. Speriamo bene, speriamo di arrivare bene fra 2 settimane per il Tour of the Alps. Raga, un saluto dal comandone veneziano. Ciao!